però di carica È un bel negativa, modo di morire. perché però, le non cariche è positive, quando colpiscono la Terra, vengono respinte dal campo magnetico terrestre. Quelle invece negative annullano il campo magnetico terrestre e se sono molto forti possono passare la nostra ionosfera. E queste cariche negative quando verrebbero? Cioè perché viene a un certo punto la E carica potrebbero negativa? bruciare completamente tutti gli impianti elettronici. Qual è il problema? Dimmelo. Qual è il problema? Illuminaci. Producerebbero i trasformatori delle centrali elettriche, delle centrali di dismistamento. Questi trasformatori sono dai, io sì. Una centrale nucleare. questi trasformatori, qual è il problema che dicevano? Non è tanto l'esplosione solare. Aspetta, stai riassumendo, siamo arrivati ai raggi negativi no, che arrivano i dal sole e trasformatori, bloccano i ce ne sono trasformatori. pochi, cioè in una città anche come New York non ce ne sono No, tanti. beh, 2 o 3 ce ne sarà. Se vengono bruciati sono dei macchinari enormi, costosissimi, che costano tipo 50 milioni di dollari. Ma chi ti ha detto i prezzi dei trasformatori di e ne New York? Al producono mercato nero, al e mercato ne nero. producono pochissimi l'anno, per cui dicono se venisse una cosa di questo genere venissero bruciati tutti i trasformatori di New York. mezzo emisfero, perché dovrebbero essere per bruciati? per sostituirli al di là dei costi che sarebbero E immensi, queste sono le grandi non si preoccupazioni riuscirebbero a produrli, quotidiane. cioè, ne verrebbero prodotti pochissimi l'anno, per cui ci vorrebbero 6-7 anni per sostituirli tutti. Qui l'economia sarebbe stroncata. Dal trasformatore. Per cui Seno come va a finire? Com'è sta storia? Mi ha capito caso. Quindi come siamo passati Quindi dal alla cerchio fine- legale al alla fine trasformatore? il cerchio Io non l'ho legale. capito, e alla magnetite. Io vorrei risentire la storia degli insetti però. No, esatto, racconta. Quindi nelle Come- mie padelle c'è un po' di luna, tu mi No, vuoi ma- Sì, dire? è un brutto naso. Va bene. Rifammi vedere come muore Però la l'insetto. puntata di Giacobbo relativa. Mai che stiantano gli Com'è che muore insetti l'insetto? nei cerchi nel grano? E se c'è un gatto? C'è un gatto. Esatto, animali tipo Non l'hanno mai trovato? Non mi ricordo mai. se ne ha parlato. Ma non mi uomini sembra. non ne al di là hanno degli mai trovato. artropodi, dei vertebrati tipo non lo so, Non ho presente dei Un una topino? nutria, un toporanio. È un topo, ci può Esatto, essere. perché solo nel grano e non nei diceva- campi di erba? Perché l'erba è buona. Perché? Perché? Secondo me la cosa è voluta, Ma va? Ma da chi? Da... Oppure il grano che è particolarmente suscettibile alle Dal grande influenze lunari? fratello. Negative. Cosa? Niente, non abbiamo firmato. Non sta registrando nulla. Cancella. No, è Ma da utilizzato quant'è per che- illuminare. Guarda che è lì. Vabbè, comunque. Quindi? Perché non hanno trovato altri esseri? Ragazzi, no. Nel prato e solo nei cosi di grano. Nel prato che cosa? Che bulbo. Ma perché deve per forza? Perché non puoi fare un cerchio nell'erba Non è che mi normale? scappa delle Invece Ti prima. illumina. Eh sì, mi illumina d'immenso su YouTube. Sei al centro Comunque è dell'attenzione. vera, in effetti è una domanda che ha la sua pertinenza. Perché nel grano e tipo non nel frumentone? Oppure, cioè, Nella Nel sega, mais. le Perché nell'orgo. Nella nell'orzo. Allora ci deve essere qualcosa di intrinseco nel mais. Perché non nei campi di miglio? Esatto. Esatto. Abbiamo messo in bucacini. Evidentemente. Però c'è una cosa che mi sono sempre chiesto, perché Forse la sfiga- vengono sempre afflosciati a metà gambo, no? Se li facessero. Fai finta di non sentir niente, che... Se invece lo facessero all'altezza delle spighe, verrebbero fuori un campo di popcorn. Ah, che dazza! se riesci a non chiamarla nero. Un gigantesco cerchio di popcorn. Quindi tu quotidianamente credi a questa Ogni cosa. tanto ci costruisci un medusa multicinema e sei a posto. È da lì che hanno inventato. No, pensa che gli insetti morissero tutti nella stessa maniera, non lo sapevo. No, Ma come muoiono? Congelati in quello No, che dipende cosa stanno facendo. facendo. tipo Sì. Pompei. Sì, no, in generale diceva. Voi Vabbè. mi prendete tanto per il culo, No, perché io no, devo pensare no. che io dica delle stronzate, però poi quando se vi faccio vedere i documentari. Non è che pensiamo che tu dica delle... Ma che dentro il Allora ciocco andiamo a muore- vedere no. sul Se vi faccio poi vedere i documentario. documentari. Sì, ma il Io la voglio poi dici, vedere. cioè, secondo me No, sono io alcune lo cose voglio che tutto, però sono vedere. alcune Però tu sei uno dei massimi esperti del globo terracqueo di campi nel grano, Dice- che è abbastanza Dopo preoccupante. Giacobbo. Sì, di cerchi nel grano. Però sulla base di quello che ti dice Giacobbo. Giacobbo. È il più grosso puffarone. Ma io dico, a me non mi frega niente di quello che dice Giacobbo. Ma chi è Giacobbo? Cioè Giacobbo Cioè, però io ti mi metto porta qua e standardi Sandro di altre Giacobbo. persone fanno degli studi seri, capito? Ma Sì, ma chi te l'ha detto a te?
A te lo dice lui, io domani ti dico, no? Perché devi sapere che questo bicchiere ieri ha scritto da solo e poi ti porta dalla documentazione scritta. Dall'esimio. Vabbè, No, però io questo comunque bicchiere ieri si è mosso da solo. Io non mi fiderei, ma perché so che voi siete dei puffaroli. Ok, allora facciamo così, mi riprendo con la telecamera di Andrea. Te lo Questo faccio va su vedere sul YouTube, canale te lo 5. dico, quindi non stai Comunque Stefano, convinto. tu mi puoi dire che gli animali muoiono congelati dentro i cerchi e mi sta bene, però non O ho capito- cristallizzata, Esatto. diciamo. Come fai a sapere che muoiono annichiliti, cioè coattati normalmente? Non ho capito, cioè, quando muoiono normalmente. Hai presente come muoiono? Ho le mosche assistito a vari Quando vai su in trapassi. montagna, quando vai su in montagna vedi un ragno, una mosca morta sul battiscopo della finestra. Ma era già Quindi, morta. Era già morta, non l'ho vista come è morta. Cioè, Quello è anche non quelli è- del perché lì si è seccata, si è retratta. Per esempio il perché- ragno viene ritrovato a serie E dopo ti dicono questo è un tipico ragno morto In un cerchio del Perché stava facendo la serie. Sono stati trovati anche due insetti che stavano trombando. Vabbè, Stavano capita. riproducendo i rimasti congelati. Ora la domanda è spontanea, chi è che è andato a cercare di mettere gli insetti? Sono degli scienziati che analizzano Scienziati sono dei peraccottari, dei puffaroli, dei cioccolatai, non degli scienziati. Lo scienziato va nel CERN a fare l'accelerazione, un puffarolo va a cercare i Uno che deve cerchi. fare la tesi di laurea a cercare. Un altro grande campo di ricerca Ma è quello come dei globi. schiantano per davvero gli insetti? Il globo di luce. Il fulmine globulare. Allora, partiamo Siamo dalle origini. tutto orecchi. Io questo lo so cosa sono gli scotomi di quelli che hanno le masse encefaliche. Allora, Cos'è il per favore, globo per favore, non introdurre. Spegni quella telecamera. Ma non va quando Non ti do l'autorizzazione di metterlo su YouTube. Va bene. Non ti si vede neanche in video. Vede, ma comunque No, ma Vede solo una maglia. No, ma è un nostro uso. Vabbè, spiegaci. Capito? cioè, non ti ufficialmente. Vabbè, spiegaci Va bene, non me ne frego un cazzo. Noi vogliamo sapere cosa sono i globi di luce. Ci ha creato questa aspettativa, questa Definizione e poi Il dopo. fulmine globulare è collegato a un altro Tanto mistero. tieni l'indice a posto, però. Che è quello dell'autocombustione. Ok, Oh beh, vabbè, Segreto. stiamo mettendo molta carne carne al al fuoco. fuoco. Parte dall'autocombustione. Allora, Una partiamo. delle spiegazioni prima il Ma chi dell'autocombustione. è che si chiama autocombustore? Intanto sapete cos'è Cos'è? E quando uno butta una paglia d'estate in Sardegna fuori dal finestrino, E dice non sono stato io. Allora quella è autocombustione. Allora è autocombustione. Vedi? Autocombustione umana. Poi c'è motocombustione. se invece- L'autocombustione umana è Che è una cosa nota. è La una notte- cosa la nota. cosa